saluto ai nostri amici telespettatori e eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite il professor Giovanni Terrosu, che è direttore della struttura operativa complessa della clinica chirurgica dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Buongiorno, grazie per essere qui per parlarci non solo di chirurgia in generale, ma soprattutto visto che è un tema che a lei sta particolarmente a cuore, le malattie infiammatorie intestinali. Ecco, vogliamo spiegare ai nostri telespettatori intanto quali sono effettivamente le malattie infiammatorie intestinali e poi parleremo anche dei casi in cui è necessario intervenire chirurgicamente. Grazie intanto dell'invito, Isabella. Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono, per definizione, delle malattie croniche, che vuol dire che si manifestano cronicamente a livello dell'intestino, in particolar modo del colon o dell'intestino tenue. Sono rappresentate fondamentalmente da due patologie, che sono la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn. La differenza tra le due è che la rettocolite ulcerosa, lo dice la parola stessa, colpisce il retto e il colon con diversi stadi di gravità, eccetera, mentre invece il morbo di Crohn è ubiquitario, dalla bocca all'ano, può colpire tutto il tratto gastroenterico. E quindi c'è un grande lavoro di collaborazione fra i gastroenterologi, no, per quanto riguarda le terapie, sì, e voi chirurghi che intervenite nel momento in cui è indispensabile, esatto, no, la vostra mano. Infatti diciamo che si lavora all'interno di IBD Unit. IBD sarebbe l'acronimo inglese per malattie infiammatorie croniche intestinali. E si lavora all'interno delle IBD Unit, anche a Udine c'è una IBD Unit, anche se di fatto non è ancora riconosciuta formalmente, ma di fatto esiste, dove diciamo convergono più specialisti, perché essendo delle malattie autoimmuni possono colpire anche altri distretti. Possiamo avere delle manifestazioni ossee, oculari, dermatologiche, per cui effettivamente c'è la necessità di avere più specialisti nella cura e nella valutazione di questi pazienti. Chiaramente il gastroenterologo è il frontman della situazione. Per individuare la patologia e tenerla sotto controllo. Per la diagnosi soprattutto, che per lo più è endoscopica. E poi appunto viene anche il gastroenterologo stesso che tratta queste patologie con terapie che oggi sono molto molto costose, perché si tratta di biologici per lo più, e poi quando effettivamente non c'è più una risposta, oppure quando il paziente sviluppa delle complicanze, ecco che allora interveniamo noi. Quindi noi siamo la seconda linea terapeutica. Ecco, ci sono, e poi abbiamo detto che ci sono altre e che quindi richiedono un intervento chirurgico. Parliamo di tecniche nuove, perché la preoccupazione è sempre quella, cioè quando uno soffre di una patologia magari è in terapia, ma nel momento in cui è necessario un intervento chirurgico scatta un ulteriore campanello d'allarme. Sì. No? Allora, non fa piacere no, a nessuno essere sottoposto a intervento, no? Assolutamente no, perché comunque sia qualsiasi intervento chirurgico può poi, per quanto magari eseguito anche in maniera corretta, può presentare delle complicanze. Oppure nel tempo possono comparire dei sintomi che prima non erano presenti, aderenze banalmente, tanto per intenderci. Allora, gli interventi che possiamo eseguire per l'una e per l'altra sono differenti, perché nella rettocolite ulcerosa appunto noi andiamo a intervenire sul colon e si tratta di asportare completamente il colon, il retto e in certi casi rari per fortuna anche l'ano. L'intervento in realtà sono 3 interventi, per cui il primo intervento si fa in laparoscopia e si porta via il colon. Il secondo intervento si porta via il retto e si ricostruisce il tratto intestinale attaccando l'intestino tenue all'ano, però con una protezione di un sacchetto, tra virgolette detto, o ileostomia. Terzo intervento, chiusura della ileostomia, distanziati di circa 2 mesi gli uni dagli altri. Ecco, infatti volevo proprio porle una domanda sulla qualità della vita dopo un intervento di questo genere che richiede più volte. Allora, la qualità della vita in questi pazienti
diciamo che vengono fatte delle interviste ai pazienti per capire come stanno proprio dalla qualità di vita, perché essendo comunque patologie benigne noi dobbiamo curare soprattutto l'aspetto della qualità di vita di questi pazienti. Ed effettivamente i pazienti dopo questo intervento di cosiddetta proctocolectomia totale con hilo anal pouch sono molto soddisfatti. Perché? Perché ricordano come stavano prima dell'intervento. Per cui per quanto loro andranno di corpo 4 volte circa al giorno con feci liquide, tutto sommato la loro qualità di vita è comunque migliore rispetto a quella che avevano prima dell'intervento. Il recupero, dopo quanto tempo? Perché in genere dopo un intervento chirurgico ci vuole un periodo di riabilitazione, di assestamento. Diciamo che varia da persona a persona. Se operiamo un giovane il recupero è più rapido, se operiamo una persona avanti negli anni il recupero può essere lento o addirittura non avvenire mai, perché comunque è un intervento, come dicevo, sono interventi importanti e il fatto di non avere, diciamo, una defecazione controllabile, magari gli anziani possono avere problemi di continenza e quindi ecco che la qualità di vita, insomma, feci liquide, continenza, ecco che allora insomma il recupero può non avvenire mai. In certi casi è necessaria una supplementazione di elettroliti, di potassio, di magnesio e spesso gli anziani si dimenticano. Sì, perché già abitualmente si dimenticano di bere, devono essere sollecitati. Ecco. Quindi queste sono le problematiche che possono presentarsi nelle persone di una certa età in effetti. E per quanto riguarda invece il morbo di Crohn, ci sono possibilità diverse rispetto all'intervento, gli interventi tradizionali? No, sì e no. Allora, il morbo di Crohn è una malattia completamente differente, come dicevo, perché colpisce tutto il tratto gastroenterico. E siccome è una malattia che tende a recidivare negli anni, noi dobbiamo cercare di risparmiare quanto più possibile. Allora, andiamo in sala operatoria veramente quando c'è un'indicazione stretta, in urgenza o in elezione, e si fa la resezione minima indispensabile. Dopodiché, se dovesse capitare una recidiva, si possono fare degli interventi, diciamo, di cosiddette strutturoplastiche, cioè degli interventi che permettono di allargare il tratto ristretto, perché è una malattia che porta al restringimento dell'intestino, e quindi allargarlo senza resecarlo e quindi recuperarlo ai processi assorbitivi del nostro intestino stesso. Ecco. Quindi diciamo che anche qui l'intervento può essere condotto per via laparoscopica, se non è fatto in urgenza, e comunque bisogna essere il più mini-invasivi possibile. Ecco, questo è il messaggio. La mini-invasività è proprio ormai questa è la frontiera, non c'è niente da fare. La frontiera ulteriore però è quella del trattamento post-operatorio. Tutti i nostri pazienti seguono oramai dei protocolli cosiddetti ERAS, che sarebbero dei protocolli di recupero funzionale rapido. I pazienti vengono messi in piedi già in prima giornata, si alimentano già in seconda giornata, cosa che solo pochi anni fa era una cosa impensabile. Sì, ci voleva tanto tempo, esatto, no? Per cui iniziano a bere, poi a mangiare. Quindi diciamo che mediamente in quarta, quinta giornata possono andare a casa. Ecco, cosa che prima, ripeto, fino a 10 anni fa... 15 giorni, ecco, no? Era almeno 10-15 giorni una volta. Quindi questi protocolli effettivamente hanno cambiato anche il post-operatorio, anche, diciamo, migliorando quella che è le nostre performance diciamo economiche, perché evidentemente l'occupazione dei posti letto, vista la carenza cronica che abbiamo di posti letto, se ne gioviamo, insomma, ce ne gioviamo. Ecco. Beh, e al di là della carenza dei posti letto, io penso che uno stia meglio a casa propria, no? Certo, che stare in ospedale non è piacevole, se uno si sente meglio tornando a casa. Anche perché il vitto dell'ospedale sappiamo che è sempre molto rigido, no? Per cui insomma a casa uno può anche, magari con le indicazioni corrette, variare un po' la dieta, più di quanto non possiamo offrire in ospedale. E magari tante volte riesce a guarire anche prima, perché dal punto di vista psicologico si sente, si sente a suo agio in un ambiente suo e quindi anche questo aiuta. No? Assolutamente. Senta, ma qual è l'incidenza anche qui da noi di queste patologie? Perché mi pare di capire che siano sempre più frequenti, no? Una volta si sentiva parlare di meno, forse perché non erano individuate per tempo, non era fatta la diagnosi era più difficile, esatto, la diagnosi era più difficile.
Allora, intanto sono patologie che colpiscono con due picchi, hanno due picchi di incidenza, intorno ai 30 anni, 30-35 anni e poi a 65 anni per la rettocolite ulcerosa, in età anche più giovane, intorno ai 20-30 anni e poi a 65 anni ancora il morbo di Crohn. Però il morbo di Crohn, ahimè, può colpire anche i bambini, i giovani. Sì, infatti io pensavo esatto, colpisse direttamente anche in età da giovani, anche in età pediatrica. sì, E quindi questi sono pazienti molto difficili perché si trascinano per tutta la vita questa malattia cronica, perché appunto avendo un andamento recidivante si presenta in diverse fasi della vita e questo può inficiare di molto la qualità di vita di questi giovani. Ecco. Segnali, perché chiaramente per andare, no, per capire se effettivamente c'è una patologia di questo genere bisogna avere qualche segnale, qualche indicazione per cui uno deve cominciare a pensare che deve rivolgersi allo specialista. Allora, non è dimostrata una ereditarietà come trasmissione genetica, però ci sono cluster familiari in cui effettivamente ci può essere un certo numero di persone affette da queste malattie. Ci sono, c'è familiarità per tante patologie, no? Al di là anche se, ripeto, ancora una trasmissione genetica non è stata dimostrata. Sì. Poi i dolori di pancia, dolori addominali, i vaghi dolori addominali, ma soprattutto la diarrea mucosanguinolenta, diarrea con muco e sangue, segnale di allarme importante, ecco, per cui rivolgersi subito al gastroenterologo. Siamo già giunti al termine dei 12 minuti della nostra rubrica. Non posso fare altro che ringraziare il professor Giovanni Terrosu per essere stato con noi. Io spero di averla ospite ancora nei nostri studi, magari per parlare di altre patologie, di altre frontiere. Volentieri. Quindi, grazie per essere stato con noi e grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. L'appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere è per giovedì, sempre alla stessa ora. Arrivederci.